Buongiorno a tutti, benvenuti questo venerdì 23 ottobre al nuovo appuntamento con i nostri webinar e a un secondo appuntamento con Chromology, in particolare con Setef. Infatti ricorderete, magari qualcuno di voi avrà già seguito il webinar della scorsa settimana in cui abbiamo parlato del colore in facciata, proprio di una progettualità del colore in facciata, andando un pochino a capire quelle che sono le dinamiche da tenere in considerazione per utilizzare i colori giusti, utilizzarli nella maniera corretta. Oggi invece ci concentriamo su un altro tema, vedrete qua con me un altro referente di Chromology, che per l'appunto è Gabriele Damiani. Stavamo giusto ricordando poco fa di esserci già conosciuti tempo addietro, quando ancora c'erano le iniziative frontali, anzi a dire la verità era già qualche anno fa in quel di Roma. Ecco, lui oggi ci introdurrà a un appuntamento dedicato un pochino al tema dell'isolamento termico a cappotto, legato al tema del super bonus. La premessa ovviamente è doverosa perché quando, ormai lo sappiamo, abbiamo imparato a conoscerli e a conoscere la tematica, quando si parla di super bonus si scatenano ovviamente, diciamo, un sacco di richieste, un sacco di domande, perché è un tema logicamente molto forte e molto spinoso. Oggi verosimilmente tratteremo un pochino la tematica con una breve introduzione fatta da Gabriele Damiani, dove andremo un pochino a snocciolare quelle che sono più che altro le terminologie e le tecnologie, quindi andremo a parlare di interventi trainanti e di interventi trainati. Faremo quindi le dovute introduzioni del caso. Non sarà ovviamente la sede adatta e la giornata adatta in cui andare a parlare della tematica riguardante gli aspetti fiscali e di cessione del credito. Ci concentreremo invece, come nostra abitudine, perché questa è la comunicazione che portiamo avanti ormai da mesi con questo bellissimo strumento che è GoToWebinar, sugli aspetti tecnologici e oggi in particolare sul tema del cappotto. E lì andremo un pochino proprio a snocciolare, anche a vedere come si realizzano le cose a regola d'arte, quali sono gli errori in cui molto spesso si incappa, per andare a progettare un intervento che si possa godere ovviamente del super bonus 110%, ma io credo ancora cosa più importante sia quella di andare a garantire una qualità dell'abitare, un comfort a chi poi beneficerà di un intervento di questo tipo. Io amo sempre dirla questa cosa qua, quando parliamo di riqualificazione parliamo sì di aspetti energetici, parliamo di un risparmio legato sicuramente alle bollette, ma la prima cosa, la cosa principale a cui dobbiamo pensare quando facciamo un intervento di questo genere è ridare qualità, quindi riqualificazione proprio intesa nel senso letterale, ridare qualità all'involucro, che significa ridare una piacevolezza estetica, significa dare una qualità alle persone che abitano all'interno di questi edifici. Quindi queste saranno un po' le tematiche di quest'oggi. Faccio sempre le solite raccomandazioni, che sono quelle che tra un paio d'ore, quindi noi finiremo adesso tra un'oretta circa, ma tra un paio d'ore riceverete già via posta elettronica le slide che vedrete quest'oggi presentate, quindi potrete riguardarvele tranquillamente nella tranquillità del vostro studio o di casa da dove ci state seguendo. E altra cosa molto importante, ormai lo sapete perché ci state seguendo da diversi mesi, l'opportunità di fare domande anche durante la trattazione di questo webinar, quindi non tenetele tutte per la fine. Ci state già dando il buon pomeriggio, il buongiorno attraverso il campo chat domande di GoToWebinar. Per chi non lo sapesse, pannellino che trovate sulla destra del vostro schermo, c'è proprio un menu che si chiama chat domande. Di solito queste domande, la raccomandazione che faccio, di solito questi buongiorno diventano domande nel corso di questa presentazione, quindi la mia raccomandazione è di poterle scrivere e farle, sarò io a farle a voce al nostro Gabriele Damiani, di modo che possiate andare a casa quest'oggi senza questioni irrisolte, avendo chiarito un pochino tutti i vostri dubbi. Quindi raccomandazioni del caso fatte, io do il buongiorno e il benvenuto al nostro Gabriele Damiani e lo invito un pochino ad introdurci a questa tematica e a spiegarci un pochino meglio come si progetta un cappotto, un isolamento termico a cappotto a regola d'arte. Buongiorno Gabriele, prego. Buongiorno Marco, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'introduzione. Allora, oggi andiamo ad affrontare un tema molto significativo, molto importante che ci sta coinvolgendo a 360 gradi. Noi come aziende che sono
naturalmente coinvolti in questo processo e voi progettisti per tutto ciò che riguarda il mondo della progettazione. Stiamo parlando quindi dell'ambito del superbonus e in particolare ci andremo a soffermare su una tipologia di intervento che risulta essere davvero significativa per poter quindi riuscire ad ottenere ciò che richiede il superbonus e quindi riuscire ad ottenere questa famosa detrazione. Prima di iniziare una breve presentazione di chi sono io, di chi è l'azienda di cui faccio parte. Io sono Gabriele Damiani, sono ingegnere edile, sono il responsabile dell'assistenza tecnica prodotto, della formazione e della promozione tecnica per quanto riguarda Cromology Italia. Cromology Italia infatti è la multinazionale francese che al suo interno ha una serie di brand, una serie di aziende che sono state inglobate nella stessa Cromology e che permettono all'azienda di presentarsi sul mercato con i nomi di queste aziende che hanno fatto la storia del mondo dell'edilizia e del mondo del colore. Sicuramente conoscerete alcuni di questi brand che vedrete presenti nella slide, in particolare Max Meyer, Duco, Baldini Vernici, per tutto ciò che riguarda il mondo del colore, delle pitture, degli smalti, e i brand Viero, Cepro e Settef, con cui siamo qui oggi, per tutto ciò che riguarda il mondo dell'edilizia professionale, le facciate e in particolare il mondo del sistema di isolamento termico a cappotto. Mi preme anche introdurre e presentarvi la nostra scuola di formazione che è chiamata Cromo Campus, che ha la sede qui a Lucca, dove la nostra azienda ha la sede principale, in cui noi organizziamo, quando possibile, ovviamente corsi in persona e la trasformiamo in una didattica a distanza come quella che stiamo facendo oggi in determinate occasioni. Quindi ci occupiamo di organizzare webinar, convegni in persona in collaborazione con gli ordini professionali e mettiamo a disposizione una serie di strumenti che potrete ritrovare sul nostro sito appunto cromocampus.it. Da qualche mese a questa parte la nostra scuola si è evoluta, ma di questo ve ne parlerò strada facendo perché ha un legame molto stretto col mondo del sistema a cappotto e con le normative che sono state pubblicate nel corso degli ultimi anni. Ma adesso iniziamo quindi a parlare dell'argomento, l'argomento principale che è quello del super bonus e delle caratteristiche di questa particolare legge che a tutti gli effetti è diventata legge, che ha interessato il nostro mondo. L'aspetto più significativo che riguarda il mondo dell'edilizia e in particolare dell'efficientamento energetico è stata proprio la richiesta di far sì che i nostri edifici, per poter usufruire di questo bonus, debbano ottenere un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio. Sicuramente tutti conoscerete appunto l'attestato di prestazione energetica che ormai da anni ci accompagna nel mondo dell'efficientamento energetico, che ha cambiato veste nel giro degli ultimi anni. Dal 2015 con i nuovi decreti ministeriali questo attestato ha subito un'evoluzione cambiando appunto le classi, la classificazione degli edifici, portandoli quindi dalla G alla A4. Quindi negli ultimi anni, grazie anche all'ecobonus, quindi alle detrazioni del 65%, che poi in alcuni casi è stato possibile incrementare fino al 75% e oltre, se abbinate ad altri interventi, ha già dato un contributo significativo a gran parte del nostro patrimonio edilizio. Con queste nuove regole si punta chiaramente a migliorarlo in maniera davvero importante. E quindi l'obiettivo di queste novità è quello di fare un doppio salto di classe. Un doppio salto di classe che riguarda tutti gli edifici che dovranno essere oggetto di intervento, ma che potrebbe subire dei cambiamenti per quelli che hanno già un elevato potere di efficientamento. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che laddove non è possibile superare di 2 classi il miglioramento, è possibile andare ad ottenere il massimo raggiungibile. Abbiamo infatti edifici che già oggi risultano essere in classe A3
Chiaramente non potendo andare a fare un doppio salto di classe, sarà sufficiente per questa tipologia di edifici andare a migliorarlo per quanto possibile, quindi in questo caso raggiungere almeno la classe A4. Questo è un aspetto importante, un aspetto significativo, quello del doppio salto di classe, perché è stata un po' una rivoluzione rispetto a quello a cui siamo stati abituati fino ad oggi e che chiaramente ha un impatto significativo a livello di progettazione, perché il progettista ora più che mai assume un ruolo veramente centrale, perché dovrà occuparsi di fare e di analizzare lo stato di fatto dell'edificio che sarà oggetto di intervento e attestare chiaramente il conseguimento di questo obiettivo attraverso un'APE post-intervento, oltre a quella prevista pre-intervento, per avere quindi dimostrazione di questo doppio salto. Per fare questo, per ottenere questo obiettivo, la norma ci dà la possibilità di, ci elenca gli interventi che risultano essere significativi. Chiaramente questa, come trovate riassunto in questa slide, per ottenere questo 110%, quindi queste spese dovranno essere sostenute dal 1° luglio 2020 fino a oggi, il 31 dicembre 2021, e saranno ripartite negli interventi in 5 quote annuali. Questo è un'altra differenziazione rispetto al passato. Eravamo abituati ad avere un 10 anziché un 5 relativamente al numero di quote, adesso sono state appunto dimezzate, senza citare in questo momento altre tipologie di recupero fiscale che agevolano questo tipo di intervento. Mi riferisco quindi alle possibilità anche di cedere il credito. Esistono infatti degli enti specifici, delle società comunemente definite ESCO, che hanno questa possibilità di assumersi il credito e quindi di agevolare ulteriormente questa tipologia di intervento. Oltre a queste società esistono chiaramente anche le banche che si stanno attrezzando per poter andare incontro a questa esigenza. Per fare però questo doppio salto di classe, quindi, vediamo quali sono gli interventi che risultano significativi e maggiormente rilevanti. Tra tutti, con grande nostro piacere, abbiamo quello dell'intervento dell'isolamento termico delle superfici opache. Quindi chiaramente stiamo parlando di pareti, stiamo parlando di coperture, stiamo parlando di tutto ciò che è l'involucro edilizio. E per fare questo dovremo avere un'incidenza della superficie disperdente lorda di almeno il 25%. Quindi chiaramente in questa tipologia di intervento rientra ovviamente anche il sistema di isolamento termico a cappotto, che ha a tutti gli effetti una tipologia di intervento di isolamento termico per le superfici opache. In questo caso ci riferiamo alle superfici opache verticali. Oltre a questa tipologia di intervento trainante, esistono altre tipologie di intervento sempre trainanti, che chiaramente non riguardano strettamente l'ambito relativo all'azienda che rappresento, ma che comunque risultano essere significative, che sono quelle relative al mondo dell'impianto. Quindi impianti che riguardano di tipo centralizzato e impianti anche di tipo singolo. E qui è bene soffermarsi un attimo per fare un attimo di chiarezza. Chiaramente sono oggetti di intervento di superbonus sia gli edifici unifamiliari che gli edifici condominiali. Chiaramente esistono delle soglie. Oggi non mi voglio soffermare a parlare di quali sono i limiti di spesa, perché sicuramente già li conoscerete, ma avete tutti i mezzi per poter andare a integrare questo tipo di informazioni. Quello che voglio però far emergere è il fatto che esiste una sostanziale differenza tra un condominio e tra un edificio unifamiliare. In particolare, quando parliamo di condominio, oltre chiaramente a poter fare un intervento trainante come quello di isolamento termico a cappotto, stiamo parlando anche della possibilità di fare un intervento diverso come quello sull'impianto. Per poter considerare questo tipo di intervento trainante, per un condominio dovrò pensare esclusivamente a un intervento di tipo centralizzato. Quindi possa essere considerato trainante quando andiamo a considerare la possibilità di sostituire o modificare il tipo di impianto da
autonomo a centralizzato. Questo è un aspetto significativo. Questo vuol dire che l'impianto non può essere sostituito su un condominio? Questo no, non è vero. Può essere comunque sostituito anche singolo, chiaramente se abbinato a questo punto al sistema di isolamento termico a cappotto. Questo è un aspetto particolare, ma sicuramente che deve essere preso in considerazione. Tutto è molto più semplice quando stiamo parlando dell'edificio unifamiliare, ovviamente, perché stiamo parlando di un edificio autonomo. Tra gli interventi trainanti rientra anche un intervento di cui oggi non parleremo, ma che è quello relativo al sisma bonus. Agli interventi trainanti abbiamo la possibilità di associare degli interventi trainati, ovvero interventi che vengono in maniera molto semplice portati dietro dall'intervento principale, che sono tutti quegli interventi che sono relativi, che rientravano nel vecchio ecobonus e che sono stati sempre soggetti e sono ancora tuttora soggetti, se valutati singolarmente, a percentuali minori, come per esempio la famosa sostituzione delle finestre. La sostituzione delle finestre può essere eseguita e rientrare all'interno del 110 se trainata da uno dei due interventi trainanti, appunto, che sono quelli che abbiamo descritto poco fa. Una particolarità sugli interventi trainati, mi sento di dirla, di cui siamo venuti a conoscenza, è il fatto che in contesti particolari, come possono essere contesti storici, centri storici per esempio, laddove non è possibile fare un intervento trainante significativo, se questi interventi trainati in maniera autonoma riescono a eseguire questo doppio salto di classe, possono comunque essere eseguiti. Questo è un aspetto importante che vi consiglio di approfondire con le associazioni, con gli enti specifici in caso di necessità, perché potrebbero venire incontro a questa particolare esigenza. Quindi questa è la mappa degli interventi che vanno a essere significativi, che risultano essere importanti per andare a ottenere questo doppio salto di classe che abbiamo identificato. Vi voglio soffermare un minuto sugli aspetti dei requisiti minimi per le detrazioni, perché finora siamo sempre stati abituati a fare riferimento al decreto ministeriale del 2010 per quanto riguarda per esempio le trasmittanze di riferimento in ottica di ecobonus. Bene, da quest'anno dobbiamo, quando parliamo di super bonus, andare a fare riferimento ad altri requisiti, che sono quelle del decreto ministeriale del 6 agosto 2020. Queste diventano, come vedete nella tabella che riporta l'ANIT, queste informazioni che vi sto mostrando e che vi ho mostrato nelle slide antecedenti, come avrete notato, riportano il logo ANIT, Associazione Nazionale di Isolamento Termico Acustico, di cui SETEF è socia e che fornisce una serie di informazioni e di aggiornamenti per quanto riguarda tutto il mondo, in questo caso dell'isolamento termico, e quindi che ci dà la possibilità di rimanere sempre aggiornati e ci dà la possibilità di potervi anche trasmettere queste informazioni in maniera certa, possiamo dire, grazie al loro contributo e al loro supporto. E quindi per quanto riguarda le trasmittanze che dovremo sicuramente tenere a mente, tenere conto quando andiamo a fare un intervento sul nostro involucro, bene, queste sono cambiate, sono diventate più restrittive, non cambia la struttura perché parliamo sempre di suddivisione di aree dalla A alla F, ma vedremo, come vedete appunto nella slide presentata, una riduzione sostanziale piuttosto significativa di queste trasmittanze, che dovremo quindi tenere sempre a mente quando andiamo a progettare un intervento di involucro sull'involucro edilizio. Quindi, arrivati a questo punto, cominciamo a capire realmente quali sono le possibilità di intervento sull'involucro e quindi vedere e analizzare le modalità di intervento per poter andare a usufruire del primo intervento trainante che il legislatore ci mette a disposizione, quindi quello dell'involucro edilizio. Come ben sapete, le possibilità di intervento sull'involucro edilizio possono essere molteplici. Parliamo di isolamenti interni, possiamo parlare di isolamenti in intercapedine, ma possiamo
parlare assolutamente e dovremo parlare sempre di più di questa tipologia di isolamento, ovvero quella dell'isolamento a cappotto, definito ETICS, quindi External Thermal Insulation Composite System, ovvero isolamento termico a cappotto appunto esterno. Quando parliamo di cappotto, noi dovremmo sempre pensare all'isolamento esterno. Le altre tipologie di isolamento non possono essere definite cappotto, perché spesso volgarmente si parla di cappotto esterno, cappotto interno. Il cappotto è l'isolamento esterno, il resto è isolamento in interno o in intercapelli. Perché andiamo a fare questa differenza? Perché l'isolamento termico a cappotto, rispetto a tante altre possibilità, alle altre possibilità di intervento sull'involucro, porta indubbiamente dei benefici superiori e un più facile raggiungimento di determinate prestazioni grazie alle caratteristiche che il sistema stesso mette a disposizione. Esistono ovviamente delle casistiche che ci permettono di andare a isolare in maniera prestazionale in interno e in intercapedine e che talvolta, laddove non è possibile fare l'isolamento termico a cappotto, risultano preferibili. Ma in generale, laddove c'è la possibilità di scelta, l'isolamento termico a cappotto va sicuramente a migliorare e ad efficientare in maniera più significativa l'involucro edilizio, grazie a una serie di vantaggi che possono essere riassunti in risoluzione di ponti termici, lo vediamo facilmente anche dalle figure presenti in questa slide, un rispetto della fisica tecnica, perché posizionare l'isolante in esterno mi permette nel maggior parte dei casi di non dover andare a utilizzare elementi di contrasto alla migrazione del vapore, come per esempio barriera a vapore o freni a vapore, che sono invece essenziali nella progettazione e nell'utilizzo di isolamenti in interno. E non ultimo, avere un isolamento esterno mi consente di mettere in quiete termica l'edificio, quindi andare a limitare gli stress sulla facciata e andare anche a migliorare esteticamente le facciate dei nostri edifici, andando quindi a evitare l'insorgere di quelle fastidiose microcavillature e segni che spesso nelle facciate costituite da strutture miste come scheletro in cemento armato e murature in laterizio spesso si notano in maniera significativa. Quindi adesso andiamo a entrare un pochino nel dettaglio proprio del sistema isolamento termico a cappotto e lo facciamo dall'alto della nostra esperienza. SETF è socia fondatrice del consorzio Cortexa, il consorzio italiano per la cultura del sistema a cappotto, che quindi ha l'onere e l'onore di divulgare la corretta regole di progettazione e posa del sistema a cappotto. In aggiunta a Cortexa, dal 2018 sono presenti due importanti normative UNI, di cui Cromology è in parte è stata attore principale perché ha seduto ai tavoli tecnici di scrittura di queste norme, che finalmente regolamentano la progettazione e la messa in opera del sistema a cappotto. Mi riferisco al rapporto tecnico 11.715 e la conseguente norma 11.716. La prima prevede di riportare al suo interno le regole di progettazione e posa del sistema a cappotto, che quindi ogni progettista e ogni impresa dovrebbe avere sulla propria scrivania per far sì che gli interventi progettati dal punto di vista termico risultino davvero efficaci sui nostri edifici, e l'11.716 che è la norma di qualifica del posatore di sistemi a cappotto. Questo è quello di cui vi parlavo all'inizio quando vi ho citato la nostra scuola di formazione, che ha subito un'evoluzione in ambito anche, se vogliamo dire, normativo, perché da inizio anno è diventata sede di l'ente di certificazione Istituto Giordano per quanto riguarda la possibilità di certificare i posatori a seguito di un esame che viene sostenuto all'interno dei nostri locali, a parte scritta, orale e pratica, e esaminata appunto all'ente di certificazione Istituto Giordano. Questa è un'importante novità perché quando parliamo di isolamento termico a cappotto di qualità, quando parliamo di edilizia di qualità e di comfort all'interno dei nostri edifici, non possiamo prescindere da una corretta progettazione e da una corretta posa in opera. E solo seguendo le regole presenti all'interno di questi rapporti tecnici e avvalendosi di posatori professionali, professionisti e certificati, potremo andare a
riuscire a rispettare tutto ciò che termicamente è stato progettato. Quindi quello che vi racconterò oggi relativamente al mondo del sistema a cappotto lo ritroverete in maniera molto esaustiva all'interno del rapporto tecnico 11.715. Quando parliamo di isolamento termico a cappotto non possiamo quindi prescindere da questi pilastri portanti del sistema, ovvero la qualità della progettazione, la qualità dei prodotti applicati, la qualità dell'applicazione stessa e l'importanza del concetto di sistema. Questo è un tema a me molto caro, a noi sistemisti, a noi produttori di sistemi a cappotto, in quanto quando parliamo di cappotto noi dobbiamo assolutamente pensare e parlare di sistema. Un cappotto non è un assemblaggio di materiali, ma è un sistema a sé stante, composto da una malta collante, dei pannelli isolanti, i tasselli, una rasatura armata, un primer e una finitura, che per un sistema a cappotto deve essere obbligatoriamente un rivestimento a spessore, il cosiddetto tonachino. Questo è il cappotto, questo è il sistema a cappotto e che ci permette, se pensato come tale, non come un assemblaggio di diversi elementi, di garantire una qualità di sistema, una qualità di prodotto e delle prestazioni garantite. Spesso quando parliamo di cappotto noi pensiamo esclusivamente al materiale isolante, il che da un lato è corretto, perché chiaramente il materiale isolante è quello che dà la prestazione termica, ma dal lato pratico è completamente sbagliato, perché quando parliamo di cappotto dobbiamo pensare al sistema completo. Parlando però di materiali isolanti, come ben sapete, sempre il Superbonus ha introdotto una novità, ovvero quella relativamente ai CAM. I CAM, ovvero criteri ambientali minimi, sono stati introdotti già nel 2017 per quanto riguarda tutti gli edifici pubblici, ma da quest'anno col Superbonus vengono richiamati al loro interno, citando i materiali isolanti. Vuol dire che andando a installare un sistema di isolamento termico a cappotto, i materiali isolanti inseriti all'interno dello specifico sistema dovranno essere CAM compliant, quindi dovranno rispettare i requisiti minimi ambientali. E questi materiali isolanti che trovate nella figura, che sono presenti all'interno della nostra gamma di sistemi a cappotto Thermoform di SETTEF, sono tutti definibili CAM compliant, quindi rispettano i requisiti CAM. Quindi chiaramente, semplicemente, che cosa vuol dire? Vuol dire che facendo un sistema di isolamento termico a cappotto SETTEF avrete chiaramente la possibilità di rispettare quanto richiesto dal legislatore, quanto richiesto dai requisiti CAM e quindi sicuramente essere in linea con la possibilità di ottenere il bonus in oggetto. Solo parlando di sistemi di isolamento termico a cappotto, noi possiamo pensare di parlare di certificazione. Infatti, quando abbiamo la possibilità di rivolgersi a un unico interlocutore come SETTEF, in grado di fornire un sistema completo, abbiamo la possibilità di scegliere tra un pacchetto di sistemi, alcuni dei quali possono manifestare, possono esibire una certificazione, ovvero un benestare tecnico europeo. La certificazione ETA, che è sinonimo di qualità, è sinonimo di maggiore fiducia per il nostro committente, per il nostro progettista, perché è un indice di garanzia. Vuol dire che i nostri sistemi e i nostri prodotti che rientrano all'interno del sistema sono stati testati, qualificati e approvati da un ente terzo che andrà a rilasciare questo certificato. E come potete ben vedere dalla gamma che SETTEF mette a disposizione di sistemi e non di materiali isolanti, ma sistemi Thermoform, e qui lo continuo a ribadire perché è un aspetto veramente significativo del mondo dei sistemi a cappotto, vedete che ben 4 di questi sistemi godono del benestare tecnico europeo ETA e che quindi sono utilizzabili, così come gli altri, per i sistemi per usufruire del Superbonus, ma in più hanno la possibilità di poter consegnare al proprio committente un certificato europeo di garanzia ulteriore. Quindi vediamo quali sono gli aspetti fondamentali per poter considerare questo intervento trainante un intervento ben riuscito
e quindi poter attestare una completa conformità alla progettazione termica del sistema. Quando parliamo di sistema a cappotto, noi dobbiamo dobbiamo analizzare tutti gli step di una corretta progettazione e posa, e non possiamo non partire dall'analisi dei supporti. Non tutti i supporti sono idonei ad accogliere un sistema a cappotto. Quindi prima di progettare questo tipo di intervento trainante dovremo capire se il nostro supporto è idoneo ad accogliere un sistema a cappotto. Per farlo l'azienda SETTEF mette a disposizione sul territorio una squadra di tecnici che vi può raggiungere in studio, in cantiere, per andare ad analizzare e studiare con voi quali sono gli interventi da mettere in atto per rendere il supporto idoneo all'applicazione del sistema a cappotto, consigliarvi, supportarvi e trovare insieme la soluzione più idonea. Chiaramente Per ciò che esempio, quali vedete... sono dei supporti su cui non si può intervenire direttamente, ma bisogna portare, diciamo, qualche intervento prima di poter realizzare un cappotto? Facci magari giusto qualche esempio. Qualche esempio è quello che per esempio vedete in figura, supporti che non sono preparati in maniera idonea, supporti sfarinanti, per esempio, supporti che presentano degli intonaci ammalorati. Questi non sono supporti idonei ad accogliere un sistema a cappotto. Quindi sarà necessario fare degli interventi preliminari, che sono i classici di battitura dell'intonaco, andare a eliminare le parti di intonaco non coerenti, non ben coese, andarli a ripristinare con un materiale compatibile con l'esistente e poi proseguire con un idrolavaggio a pressione della facciata e dei prodotti di preparazione, come per esempio dei primer, dei fissativi, prima di procedere con l'applicazione del sistema a cappotto. Un altro supporto non idoneo è il classico supporto fuori piombo, non planare. Spesso quando parliamo di edifici ancora grezzi, il sistema a cappotto può prevedere l'applicazione diretta su questi supporti, purché questi abbiano una planarità e non dei fuori piombo. Se questo non è possibile realizzarlo, sarà necessario prevedere una pre-intonacatura del supporto per rendere il supporto planare e idoneo ad applicare un sistema a cappotto. Questi sono alcuni esempi, Marco, che possono chiaramente ci si può ritrovare in cantiere e a livello di progettazione. Sì, intanto dare un'idea, diciamo, di quelle che possono essere delle problematiche su cui, se uno si trova di fronte, però giustamente hai detto, siamo disponibili a fare una valutazione, ad affiancarvi in una valutazione con voi e dare eventualmente i consigli per portare la facciata a quello che è un supporto idoneo per poi applicare un cappotto. Assolutamente. Altro esempio, quello che vedete in figura, la classica presenza di muffe. Questa è una cosa molto semplice da risolvere, ma che deve essere assolutamente risolta prima di procedere con il sistema a cappotto. Esistono delle soluzioni apposite per poter eliminare questo fenomeno e poi procedere con l'applicazione. Chiaramente avremo la possibilità, grazie ai supporti in cantiere, di fare delle valutazioni sul supporto. Esistono delle prove da poter fare, oltre all'analisi visiva, esistono prove di quadrettatura, prove di spolvero, prove di planarità di cui abbiamo già parlato e battitura dell'intonaco, per esempio. Ma queste potremo andare nel dettaglio solo quando avremo preso coscienza del cantiere e da lì andare a determinare quali prove fare per determinare la compatibilità. Anche la Ecco, normativa. c'è una domanda Sì, proprio Marco. su questo aspetto qua, visto che stai trattando anche le analisi da fare. La domanda è: si può installare un cappotto su un intonaco esistente? Immagino di sì, previa verifica con quello che stavi dicendo prima, giusto? Assolutamente sì, Marco. L'intonaco può essere lasciato, non deve assolutamente essere rimosso se è in buone condizioni. Se l'intonaco presenta degli ammaloramenti significativi, delle fluorescenze, dell'umidità, ecco, l'umidità è il pericolo peggiore per un sistema a cappotto. In quel caso è necessario risolvere il problema all'origine prima di procedere con il cappotto. In generale, però, gli intonaci sani possono essere lasciati, previa trattamento. E anche la normativa prevede una serie di valutazioni. Andando a studiare la norma, il rapporto tecnico 11.715, troverete delle tabelle come queste, a seconda della tipologia di supporto, andare a identificare quali sono gli interventi e le valutazioni da fare sul supporto stesso, in modo tale da rendere fin dalla fase progettuale e fin dal capitolato, perché no, anche ben noto e ben palese quali sono le
analisi da fare in maniera preventiva. Una volta fatto questo potremo procedere con l'incollaggio. Un incollaggio che non dovrà assolutamente essere fatto come quello che vedete in figura. Questi sono degli errori molto comuni, purtroppo in passato molto frequenti, adesso fortunatamente grazie a tutto l'aggiornamento che le aziende, le associazioni hanno messo a disposizione degli applicatori e dei progettisti, sono errori molto meno comuni. Sono quello, vi parlo delle tecniche di incollaggio. L'incollaggio non deve assolutamente essere fatto per punti. Gli unici due metodi di incollaggio consentiti per i sistemi a cappotto sono il cordolo perimetrale 3 punti centrali e l'incollaggio a tutta superficie. Perché ne sto parlando con voi? Perché anche questo è un intervento, una scelta che deve essere fatta in fase progettuale. Non tutti i supporti possono prevedere un incollaggio o l'altro. Il metodo a tutta superficie fatto con spatola dentata, quindi dietro il pannello isolante, può essere fatto solo se il supporto è perfettamente planare e perfettamente regolare. Quindi difficilmente su supporti esistenti, su edifici esistenti. La maggior parte di metodo di incollaggio usati su edifici esistenti, quindi su interventi oggetto quindi anche di superbonus, è il metodo a cordolo perimetrale 3 punti centrali. Questo metodo mi permette di riuscire a compensare meglio qualche piccola irregolarità del supporto, mi permette di lasciare dell'aria interna al singolo pannello in grado quindi di aiutare il movimento e a compensare i movimenti termoplastici dei pannelli stessi. Quindi un'immagine da cantiere che vedete in figura, questo è il metodo di incollaggio più comune e più idoneo quando andiamo a intervenire su edifici esistenti. L'altro metodo è utilizzato, come detto, su superfici molto planari, molto lisce. Mi viene da pensare edifici in legno che cominciano a prendere piede anche nel nostro mondo e che in quei casi possiamo prevedere anche un tipo di incollaggio diverso come quello a tutta superficie. Questi però sono gli unici due che la norma prevede e che l'esperienza ci impone ci testimonia come metodi di posa efficaci. Tutti gli altri possono portare a problematiche talvolta molto importanti. La posa del sistema a cappotto deve avvenire a mattoncino, con i vari materiali isolanti sfalsati l'uno sull'altro senza fughe visibili. Questo, se ciò non accade come quello che vedete in figura, si possono creare dei problemi termici, perché stiamo parlando di ponti termici che vengono lasciati e quindi il mio isolamento termico a cappotto non riesce ad avere una configurazione idonea e quindi a compiere il compito per cui è stato progettato, oltre che a segnare a livello estetico la facciata, andando quindi a rivedere delle problematiche degli errori di posa in opera che vengono poi ripresi e rivisti anche a cappotto finito e quindi portando dei danni estetici alle facciate dei nostri edifici. Quindi l'unico metodo di posa è quello di andare a sfalsare i pannelli con gli schemi che vedete presentati in figura, andando a evitare la formazione di fughe visibili tra un pannello e l'altro. Se queste si creano, non devono essere riempiti con malta collante rasante come avete visto nella figura precedente, ma devono essere riempiti con del materiale isolante, quindi andando a sagomare e a ritagliare dei pannelli o al massimo con della schiuma isolante. Questa immagine può essere un po' catastrofica e fare un po' paura. Chiaramente il sistema cappotto non deve portare a danni di questi generi e danni di questo genere non li fa se progettato e posato correttamente. È molto evocativa perché di solito si usa dire che si pensa sempre di più, si spende molto di più per la macchina e molto poco per la casa e qua diciamo che è quasi un po' una pena del contrappasso, no? Assolutamente, assolutamente. Quello che vuole evocare questa immagine è una completa attenzione alla progettazione e alla posa, perché la preparazione del supporto abbiamo visto è fondamentale. Il metodo di incollaggio adatto è fondamentale, ma la colla ha il compito principale di resistere alle azioni verticali, quindi al peso. Per resistere alle azioni orizzontali del vento è fondamentale progettare e prevedere un'idonea tassellatura.
La tassellatura non è alternativa alla colla, ma è complementare, proprio per questa resistenza che dà il tassello alle azioni orizzontali. Esistono diversi schemi di tassellatura che devono essere progettati perché variano a seconda del materiale isolante. Lo schema classico AT, valido per circa 6 pezzi al metro quadro, è tipico del materiale EPS, poliuretano, mentre lo schema W è tipico di materiali fibrosi come la lana di roccia. Quindi è fondamentale prevedere preventivamente il tipo di tassellatura a seconda del materiale isolante che farà parte del sistema. Così come il calcolo dei tasselli al metro quadro. Questa è una tabella estrapolata dal rapporto tecnico UNITR 11715, che è una tabella che aiuta il progettista a scegliere il numero corretto di tasselli al metro quadro, e come vedete gli elementi che concorrono per determinare il numero di tasselli al metro quadro sono molteplici. Il tipo di tassello, quindi quanto tiene quel tassello su quello specifico supporto, e mi riferisco al carico utile del tassello. La zona ventosa in cui è ubicato l'edificio, l'Italia come sapete è suddivisa in zone ventose, a ognuna corrisponde una particolare ubicazione. Il contesto in cui è ubicato l'edificio, se è un edificio isolato o un contesto urbano aperto o protetto. E ancora non ultima l'altezza dell'edificio stesso. Andando ad intrecciare tutti questi dati sarà possibile andare a definire qual è il numero di tasselli al metro quadro e quindi andare a variare anche lo schema che abbiamo presentato poco fa, quello a T o quello a W, ovviamente andando ad aumentare il numero di tasselli al metro quadro va a variare e va a cambiare leggermente. Non ultimo, sul tassello è fondamentale calcolare la corretta lunghezza. Questo è un altro aspetto importante che evita i danni che abbiamo visto nell'immagine terroristica di poco fa, perché affinché il tassello funzioni correttamente deve essere dimensionato in maniera corretta e non possiamo demandare questo aspetto esclusivamente all'impresa applicatrice, ma il progettista ha l'obbligo di supportare nella scelta del tassello più idoneo e della lunghezza più idonea. Quindi ciò che devo conteggiare quando vado a calcolare la lunghezza è innanzitutto sapere su che supporto sto andando a posare e quindi capire se parliamo di un calcestruzzo, parliamo di un laterizio, parliamo di un calcestruzzo cellulare e via dicendo. E questa prima presa coscienza mi dà la possibilità di conoscere la profondità di ancoraggio. Se questo è difficilmente rintracciabile, è possibile, grazie al nostro servizio, andare in cantiere e fare delle prove di trazione dei tasselli e andare a identificare qual è la corretta profondità di ancoraggio per il tassello che stiamo montando. Dopodiché dovremo conteggiare sicuramente lo spessore del materiale isolante, lo spessore del collante che convenzionalmente viene preso 1 centimetro, che è la colla che viene utilizzata dietro al pannello, e, cosa importantissima, conteggiare lo spessore dell'intonaco. Spesso è capitato di arrivare in cantiere perché chiamati in quanto il tassello risultava troppo corto, quello che ci siamo accorti è che chi ha scelto il tassello non aveva conteggiato lo spessore dell'intonaco e quindi non aveva dimensionato correttamente il tassello. Questo è un aspetto significativo che deve essere preso in mano dal progettista e per poter quindi progettare correttamente questo tipo di intervento che abbiamo definito trainante per il superbonus, è fondamentale tenere presente anche tutti questi aspetti, perché la scelta progettuale e la messa in opera del sistema secondo tutti questi canoni di qualità e di regola d'arte andranno a produrre l'effetto desiderato che è stato progettato sulla carta a livello termico per il nostro edificio. C'è una domanda che voglio farti ora, visto che hai accennato anche eventualmente a delle prove che potete portare a fare. Un professionista ci chiede se a lavori ultimati è previsto un collaudo e se sì, in cosa consiste. Allora, il collaudo del sistema cappotto è difficile eseguirlo a sistema finito, perché andrebbe a prevedere delle prove invasive, quindi delle finestre di valutazione per andare a identificare se la posa è stata fatta a regola d'arte. Quello che noi consigliamo caldamente è quello di andare a seguire step by step i diversi aspetti di posa in opera, a livello di direzione lavori ovviamente e chiedendo supporto degli specialisti.
Le aziende sono a disposizione per i propri cantieri per andare a supportare il progettista e l'impresa nelle varie fasi applicative e verificare insieme a loro che tutto sia stato fatto a regola d'arte. Chiaramente a cappotto finito risulta difficile andare a collaudare. C'è da dire che però problematiche di posa in opera a cappotto finito saranno rintracciabili nel breve termine. E questo è l'aspetto positivo, perché comunque andiamo a ritrovare l'errore. È l'aspetto negativo perché quando una volta il cappotto è finito, poi per poterlo ripristinare a seconda del caso è necessario un intervento molto invasivo. Quindi il consiglio è questo: andare a seguire fase per fase e verificare che tutto venga fatto alla regola d'arte. Ecco, molto importante questo aspetto. Prego. Così come appunto quello che vedete in figura, la posa del tassello. Questo è un errore molto comune che tuttora viene fatto ed è dettato dal fatto che i tasselli, quelli che dovrebbero essere posati a filo, vengono in realtà battuti troppo e quindi leggermente incassati, e quindi il vizio dell'applicatore è quello di passare in cantiere a fare la cosiddetta stuccatura della testa dei tasselli. Questo è un errore molto comune che porta a delle problematiche estetiche importanti sul nostro edificio, perché in quei punti non ho il materiale isolante, ma ho della malta, perché il materiale isolante è più interno, quindi vado a creare un minimo ponte termico e vado a creare degli assorbimenti diversi in facciata. Quindi anche se io dopo andrò a fare la rasatura armata e la finitura a spessore, in quel punto avrò un accumulo maggiore di malta rasante, e quando il cappotto sarà finito, con i cambi di temperatura, con il passaggio da sera a mattino, da mattino a sera, io andrò a rileggere e a contare tutti i tasselli. Questo è un problema molto comune e di difficile risoluzione, perché comunque, pur andando a utilizzare nuove finiture o addirittura nuove rasature successive, in quei punti avrò sempre un accumulo di materiale. Quindi è consigliabile assolutamente evitare questo fenomeno per evitare spiacevoli disturbi estetici a cappotto finito. Per fare questo è fondamentale andare a installare il tassello a filo o utilizzare specifici tasselli che consentono l'incasso del tassello all'interno del materiale isolante, per poi ricoprirli con delle apposite rondelle che vengono fornite direttamente dal produttore. Fatto questo, abbiamo uno degli ultimi step, che è quello della rasatura armata. Quindi avere la possibilità di andare a fare una rasatura armata vuol dire andare a stendere una prima mano di materiale rasante, andare ad affogare, annegare una rete in fibra di vetro nel primo strato di rasante, e dopodiché il giorno dopo fare una seconda mano di rasante. Quindi creare una rasatura armata con una rete annegata all'interno del primo strato. In questo caso, quando parliamo di cappotti in materiali standard come l'EPS, lo spessore totale della rasatura armata dovrà essere 3 mm, andando a inserire la rete al centro, quindi dello spessore totale della rasatura armata. Quando andiamo a fare invece rasature armate su materiali diversi, più fibrosi, come per esempio la lana di roccia, lo spessore totale della rasatura armata va a essere incrementato. Si parla di circa 5 mm come spessore indicativo, e in quel caso la rete sarà nel primo terzo esterno, quindi leggermente più avanti. Solo in questo modo la rete potrà svolgere la sua funzione e la rasatura armata riuscirà ad andare a contrastare i movimenti termoplastici dei pannelli e rendere maggiore resistenza meccanica al sistema stesso. Anche questo è un aspetto che viene citato perché deve essere progettato, perché a seconda del materiale isolante che abbiamo nel nostro sistema cappotto, dovremo prevedere un tipo di rasatura piuttosto che un altro. Infine andremo a terminare il sistema di isolamento termico a cappotto con l'applicazione di un primer, dopo aver aspettato la stagionatura del rasatura armata. Ecco, questo è un aspetto importante che non ho citato, ma ogni step prevede una stagionatura per poter proseguire con lo step successivo. La rasatura armata ha di natura cementizia, seppur presente con una serie di resine al suo interno, ha, per quanto ci riguarda, una stagionatura di almeno 7-10 giorni. Dopodiché potremmo proseguire con l'applicazione del primer e successivamente con l'applicazione della finitura, che per un sistema a cappotto dovrà essere obbligatoriamente un rivestimento a spessore.
Quindi è un prodotto verniciante che si applica con la spatola in acciaio e si rifinisce nella maggior parte dei casi con la spatola in plastica. Questo è un elemento fondamentale del sistema a cappotto che spesso viene tralasciato e si vuole obbligatoriamente rifinire con una finitura liscia. Bene, il sistema a cappotto non può essere pitturato, ma deve essere rifinito con un rivestimento a spessore, che può essere di diversa natura, può essere di natura acrilica, crisilossanica, silossanica. Bene, qui entra in gioco il tipo di materiale isolante impiegato nel sistema a cappotto e il tipo di contesto in cui è ubicato l'edificio. Un conto è fare un sistema a cappotto, installare sul sistema a cappotto di un edificio fronte mare, un conto è applicarlo su un edificio posto in città. A seconda delle esigenze anche di protezione che dovrò avere sul mio sistema a cappotto, potrò scegliere una finitura piuttosto che un'altra. Le differenze principali da queste finiture sono l'idrorepellenza e la permeabilità al vapore. Con questo andiamo quindi a terminare la stratigrafia del sistema a cappotto e a considerare quindi il sistema a cappotto come un sistema finito. Fatta eccezione per un elemento che non abbiamo ancora citato, che è quello degli accessori, perché il sistema a cappotto si compone anche di una serie di accessori che vanno a rifinire, possiamo dire, il sistema a cappotto. Sono dei piccoli accessori che aiutano a risolvere alcune problematiche, come per esempio un nastro di guarnizione autoespandibile utile per la posa degli elementi di sistemi a cappotto in battuta con elementi rigidi in facciata, o una serie di materiali, di accessori utili per installare i carichi in facciata. Non possiamo pensare di installare un pluviale o installare una persiana direttamente sul sistema a cappotto, ma dovremmo utilizzare degli accessori in grado di andare a fare da collegamento, possiamo dire, dell'elemento esterno al supporto originale. L'aspetto del colore è un aspetto significativo che andremo anche ad affrontare nel webinar che abbiamo sempre in programma con Edicom su novembre insieme all'esperto del colore. Vi faccio solo un accenno molto breve relativamente all'importanza di utilizzare colori chiari per rifinire il sistema a cappotto, quindi colori che abbiano un indice di luminosità superiore al 25. Questo perché i colori scuri, quindi con un Y minore a 25, portano ad avere dei surriscaldamenti in facciata e quindi a poter danneggiare il sistema a cappotto. Questo cosa vuol dire? Che non è possibile utilizzare colori scuri su sistemi a cappotto? La risposta è no, in generale no, ammesso che non si vada a scegliere dei colori progettati con dei particolari pigmenti che vengono definiti termoriflettenti e che SETEF mette a disposizione. Utilizzando la tecnologia Thermocolor, SETEF dà la possibilità al progettista e al committente di andare a utilizzare prodotti colorati anche con colori tendenzialmente scuri, che non potrebbero essere utilizzati su un sistema a cappotto, anche sul sistema a cappotto, grazie alla capacità dei pigmenti che SETEF mette a disposizione di andare a riflettere gran parte della radiazione solare, non lavorando quindi più solo sul visibile, ma sulla Total Solar Reflection, quindi sulla famosa TSR. Questo comunque è un argomento che andremo anche a riprendere quando parleremo di colore abbinate alla scelta del prodotto verniciante in un webinar successivo che andremo a proporvi su novembre. Come vi dicevo, ci sono anche accessori che vanno a essere utilizzati su sistemi a cappotto in determinati casi. Mi riferisco per esempio al profilo di partenza, molto utile nella maggior parte dei casi nelle installazioni di edifici esistenti, o a elementi di ancoraggio, come ragionavamo poco fa, che mi servono per evitare l'insorgere di queste problematiche, quindi di andare a danneggiare il sistema a cappotto dovuto all'utilizzo di ancoraggi non idonei che, oltre a creare ponte termico, vanno a danneggiare esternamente il sistema a cappotto, creando quindi dei punti deboli per il sistema. Una domanda proprio su questo aspetto, perché prima hai accennato, lo stavi accennando adesso, anche a dei moduli particolari per il fissaggio, per esempio, delle persiane.
è arrivata una domanda proprio in tal senso: come si fissano, cosa si usa per fissare le persiane, specificatamente un edificio magari anche datato che ha quella tipologia in facciata di oscurante, ecco. Ok, esistono, come dicevo poco fa, degli elementi definiti di ancoraggio che all'interno della gamma dei sistemisti come SETF sono a disposizione e possono essere offerti all'interno dell'offerta appunto di sistema. Mi riferisco a quello che vedete in maniera molto semplice raffigurato in questa slide. Vengono definiti proprio elementi di fissaggio che devono essere previsti in fase progettuale, soprattutto quando parliamo di persiane. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dovremo andare a togliere la persiana e andarla a reinstallare successivamente a cappotto finito dopo aver previsto nei punti specifici dove era presente preventivamente l'oscurante su elementi come quello che vedete in figura ancora che verrà installato nello stesso momento in cui viene incollato il sistema a cappotto, i pannelli del sistema a cappotto. E nella nostra gamma esiste questo elemento apposito per questo tipo di carico ed è l'unico che noi offriamo come elemento di montaggio congiuntamente al sistema a cappotto. Il grosso vantaggio che si ha con gli elementi che abbiamo in gamma come SETF è che tutti gli altri possono invece essere montati a cappotto finito. Questo è un elemento importante perché fino a poco tempo fa tutto ciò che voleva essere installato in facciata doveva essere previsto prima di cominciare ad installare il cappotto. Adesso, grazie all'evoluzione che abbiamo anche in questo ambito, per quanto ci riguarda, gli unici elementi che devono essere progettati congiuntamente al sistema a cappotto sono i carichi pesanti come le persiane, appunto, di cui citava il nostro progettista. In questo caso dovremo prevedere la loro installazione in maniera preventiva e quindi applicare questi elementi congiuntamente alla posa del sistema a cappotto. Per quanto riguarda il resto, quindi canaline, pluviali o addirittura elementi esterni come pensiline o condizionatori, avremo la possibilità di installarli anche successivamente a cappotto finito. Sempre a seguito di sopralluoghi e prove in opera che l'azienda SETF insieme ai propri partner con cui collabora per questo tipo di intervento mette a disposizione direttamente in cantiere. Quindi vado a ripresentare, a riproporre la gamma dei sistemi a cappotto che l'azienda SETF mette a disposizione, che sono quelle che vedete riassunte in figura, ognuno disponibile con i diversi materiali isolanti che l'azienda ha nel proprio sistema. Tutti i materiali isolanti che rispettano, come abbiamo visto, i CAM, quindi i criteri ambientali minimi previsti dal Superbonus. Parlo quindi di sistemi isolanti con EPS bianco, con EPS graffitato, con poliuretano, con sughero, con fibra di legno e con lana di roccia. Non ultimo, la possibilità con SETF di andare a incrementare ulteriormente l'isolamento termico di un edificio già provvisto di sistema a cappotto con il metodo del raddoppio del sistema a cappotto. Questo è un metodo specifico che chiaramente non può essere sempre utilizzato, ma previa una valutazione specifica del cappotto esistente. Se le prove comportano a un risultato positivo, sarà possibile anche prevedere questa nuova installazione, andando quindi non a mascherare i difetti del sistema a cappotto esistente, che questo non può essere fatto, ma ad incrementare il potere isolante dell'edificio esistente. Questo è quanto, Marco, relativamente all'ambito del sistema di isolamento termico a cappotto che SETF propone, delle buone regole di progettazione e posa in opera per far sì che tutto ciò riesca a far ottenere il risultato previsto e voluto dalla progettazione termica in ottica Superbonus, che come abbiamo detto va sicuramente ad assumere un ruolo significativo, essendo il sistema di isolamento termico a cappotto a tutti gli effetti un intervento trainante nel mondo del Superbonus e quindi in grado, in determinati casi in maniera autonoma, in altri combinato con altre tipologie di intervento,
a far ottenere all'edificio oggetto di intervento il doppio salto di classe. Perfetto. Allora, ti ringrazio Gabriele, ti anticipo già che ci sono tantissime domande che probabilmente in diretta non riusciremo a rispondere a tutti, però ti strappo qua in diretta invece la promessa che quando ti invieremo appunto queste domande ti darai risposta poi ai professionisti, perché chiaramente ci sono questioni molto anche puntuali. Vado un pochino a scegliere magari su diversi aspetti che accomunano alcune richieste. Ecco, per esempio, ci chiedono come andare a risolvere il ponte termico in corrispondenza del poggiolo in calcestruzzo, se ci sono delle tecniche particolari. Allora, quando parliamo di elementi sporgenti in facciata, quindi per esempio un balcone, chiaramente gli interventi che possiamo fare devono tenere conto dell'esistenza dell'elemento. Quindi cosa possiamo fare? Per poter risolvere il ponte termico con il solo sistema isolamento termico a cappotto preso autonomamente non è possibile. Bisognerà andare a utilizzare un ulteriore isolamento per poter andare a risolvere il ponte termico. Che cosa voglio dire? Voglio dire che avendo la sporgenza del balcone, io col sistema cappotto avrò la possibilità di andare a isolare, oltre all'elemento verticale che arriva in prossimità del balcone, anche il sottobalcone, andando quindi ad accompagnare l'isolamento anche nella parte sporgente, perché ricordiamo che il sistema cappotto può essere applicato su superfici verticali o suborizzontali purché protette, quindi il sottobalcone rientra in questa classificazione. Chiaramente però per poter risolvere il ponte termico avrò bisogno dell'isolamento anche del calpestio, che non potrà essere fatto con l'isolamento termico a cappotto, ma che dovrà essere fatto andando a ovviamente eliminare la pavimentazione esistente, andare a sostituire la parte sottostante del classico magari massetto. Questo è un intervento che adesso non riguarda il mio ambito specifico, ma riguarda più il progettista insieme a chi potrà fornire questo tipo di isolamento, quindi un isolamento con un materiale isolante con un alto grado di resistenza alla compressione per poter andare a completare il risvolto del materiale isolante. Solo in questa maniera si potrà andare a risolvere questo elemento di ponte termico del balcone. Anche se nelle nuove costruzioni questa cosa è molto più semplice da risolvere, quando andiamo sull'esistente andremo ad incorrere a queste problematiche, che talvolta portano anche a delle differenze di soglie. Quindi lì rientra in gioco il progettista per capire quanto magari eventuale massetto alleggerito esterno può essere tolto oppure no. Qua entriamo nel caso specifico che quindi deve essere oggetto di studio e di analisi del progettista stesso insieme a chi potrà fornire questo tipo di materiale isolante adatto a essere calpestato. Senti, un'altra domanda che si allaccia a questo aspetto. In caso di modanature o di parti con diversi spessori, l'approccio è lo stesso? Allora, qui entriamo in un caso specifico. Bisogna capire cosa intendiamo nello specifico con modanature o elementi esterni. Mi spiego. Esistono casi dove dal punto di vista estetico l'edificio è stato costruito con per esempio delle travi fuori spessore. Questo è un caso molto comune, soprattutto su determinati condomini. In questo caso l'aspetto è più semplice. La norma prevede un approccio diverso, nel senso che sarà necessario andare a sovradimensionare in generale lo spessore del materiale isolante, perché nei punti in cui le travi risultano più sporgenti magari rispetto al perimetro dell'edificio, parliamo di pochi centimetri, in quei punti andremo a sagomare il pannello isolante che sarà messo in prossimità di questi, andando quindi a creare poi una continuità di isolamento. In quei punti però avrò uno spessore più basso di materiale isolante e di questo a livello termico dovremo tenerne assolutamente conto. Se invece stiamo parlando di elementi decorativi in facciata, in quel caso lì dovremmo purtroppo andare a prevedere la preventiva rimozione di questi elementi, perché non possiamo pensare di andare a sagomare tutti e andare ad inglobare questi all'interno del materiale isolante. Per poter posare un sistema a cappotto io ho necessariamente bisogno di un supporto planare, di un supporto in grado di potermi accogliere, come abbiamo detto, il sistema a cappotto, e quindi dovrò cercare di andare a uniformare
il mio prospetto per poter poi installare il sistema a cappotto ed eventualmente successivamente attraverso delle soluzioni che si possono trovare andare a riproporre in maniera alternativa questi decori in facciata. Perfetto. Allora, un'altra domanda che ha a che fare invece proprio con il tema superbonus, ma con un aspetto che hai accennato te, che è quello dei lavori di, diciamo, di rettifica e rifacimento del supporto esistente. Ci chiedono se anche questi lavori qua rientrano nelle spese deducibili. Allora, ti faccio questa domanda, però premetto, prima che tu dia risposta, magari sei informato su questi aspetti, che ovviamente magari ci sono cose su cui ti devi informare, possiamo dare anche risposta poi Sì, successivamente. sì, esatto. Questi aspetti qui, come dicevamo prima, sono molto delicati per poter dare una risposta sicuramente certa, perché alcuni interventi sappiamo che possono rientrare se rientrano all'interno dei massimali, perché se il sistema per fare quell'intervento è necessario andare a fare delle opere preventive, se rientrano globalmente nell'elemento sistema cappotto possono essere considerabili rientranti all'interno del massimale. Però anche questo è da vedere perché non tutti gli interventi possono rientrare all'interno di questo caso specifico. Quindi per non dare una risposta che potrebbe essere o fraintesa o comunque non calzante sul caso specifico, il consiglio che do io è valutare realmente il caso specifico, interfacciarsi con gli enti preposti per questo tipo di domande che, ripeto, sono l'Enea per quanto riguarda gli elementi tecnici e l'Agenzia delle Entrate per tutto ciò che riguarda l'ambito fiscale e porre le domande specifiche a questi enti, perché a seconda del caso specifico, a seconda della tipologia di intervento, potrebbero esserci risposte talvolta anche diverse tra loro. Quindi questo, Marco, è quello che mi sento di dire per non entrare troppo nel caso specifico e poter trarre in errore il Esatto. progettista o chi ci pone la domanda. Ecco. La premessa che ho fatto infatti è più che doverosa. Allora, ti faccio ancora un paio di domande perché stanno arrivando domande che riguardano casi molto specifici, su cui ovviamente demandiamo poi a voi una risposta. Però una domanda che invece molti professionisti ci hanno fatto è come si gestisce l'imbotte della finestra, tenendo in considerazione che ci sono dei rapporti aeroilluminanti da rispettare. Quindi come si gestisce quella parte? Allora, il botte della finestra è sempre un punto delicato di gestione, nel senso che da un lato c'è la difficoltà di poter andare ad isolare soprattutto su edifici esistenti, laddove ci sono appunto degli aspetti da dover considerare e da dover assolutamente rispettare. Non ultimo aspetti pratici come l'apertura delle tapparelle, perché talvolta abbiamo delle tapparelle installate che hanno la necessità di essere aperte, no? Verso l'esterno, e che è chiaro che se andiamo ad isolare l'imbotte delle finestre andiamo a perdere le famose spallette, no? Andiamo a perdere questo tipo di apertura. In linea generale i ponti termici sappiamo che devono essere risolti per poter riuscire ad avere nella globalità la maggiore prestazione. È chiaro che in alcuni casi è necessario fare dei compromessi, quindi il consiglio è quello di andare a poter isolare per quanto possibile tutte gli imbotti, le spallette delle finestre con degli spessori seppur minimi ma presenti, in modo tale da ridurre il ponte termico in quei punti, attraverso delle tecniche specifiche che anche il rapporto tecnico della UNI mette a disposizione. Laddove ci sono dei limiti oggettivi nel poter fare questo, chiaramente potremmo andare in deroga, purché comunque il calcolo termico a quel punto lo permetta. E quindi sta lì alla progettazione non del singolo intervento, ma al calcolo termico globale dell'intero edificio e capire realmente se quell'aspetto può essere superato in altra maniera. Perfetto. Un'ultima domanda che ha a che fare con aspetti, con dettagli progettuali. Ci chiedono relativamente al livello strada, quindi livello marciapiede, se è previsto di partire con una fascia di materiale in qualche modo idrorepellente o come si gestisce l'eventuale acqua, ma non dico solo quella, perché ci possono essere anche altri tipi di problemi su quella parte più delicata, diciamo. Questa è un'ottima domanda e molto tecnica, se vogliamo dire, ma che sicuramente mi fa piacere ricevere, perché
la partenza del sistema a cappotto è sempre un aspetto molto delicato. Esistono diverse possibilità. La più comune è quella che solitamente viene consigliata, anche perché è meno invasiva sull'esistente, è quella di partire con un profilo di partenza, ovvero staccare il cappotto da terra di qualche centimetro, andando ad installare dei profili lungo il perimetro dell'edificio e per poi partire con il classico sistema a cappotto. In questa maniera, sollevandolo da terra, io non ho problemi di ristagni d'acqua e di accumulo d'acqua e quindi anche di risalita capillare di umidità sul cappotto stesso. E quindi questo è un metodo molto efficace, lasciando quindi qualche centimetro che poi può essere compensato andando ad applicare eventualmente delle zoccolature, dei zoccolini di chiusura e andando a fare molta attenzione sul punto di contatto tra zoccolino e facciata. L'altra alternativa è quella di andare ad impermeabilizzare in maniera significativa la parte del controterra e porzione della parte in elevazione preventivamente all'installazione di materiali isolanti appositi per la zoccolatura. Sono materiali che hanno delle caratteristiche specifiche che consentono di essere posati direttamente da terra purché curata l'impermeabilizzazione iniziale, quindi la parte del controterra, che resistono molto di più rispetto ai classici materiali isolanti da facciata. E quindi si consiglia di fare la prima fila di sistema cappotto con questo materiale isolante per poi collegarsi col materiale esistente, col materiale scelto per fare il vero e proprio sistema di isolamento termico a cappotto di facciata. Queste in linea di massima possono essere delle soluzioni più comuni che si possono applicare. Anche in questo caso mi consiglio di richiedere al nostro servizio un intervento da parte dei nostri tecnici che possono venire direttamente in cantiere e suggerirvi, vedendo realmente il caso specifico, la soluzione più idonea, perché la teoria è una cosa e quando andiamo sul cantiere spesso la pratica in linea con i concetti teorici e previsti a livello tecnico-normativo, però possono subire degli adattamenti al caso specifico. Quindi il mio consiglio è quello di sempre usufruire di questo servizio che la nostra azienda mette a disposizione. Perfetto. Allora, Gabriele, io ti ringrazio. Come ti ho anticipato, ci sono molti casi specifici che demandiamo a una vostra risposta perché c'è chi chiede come ancorare il condizionatore, chi chiede come ci si comporta con i tubi del gas in facciata. Sono tutti ovviamente casi particolari che in un periodo come questo, su cui logicamente credo che ci sia stata una grossa spinta sull'intervenire sull'esistente, sono all'ordine del giorno, quindi ti chiedo, ecco, la promessa quanto prima di poter dare una risposta a questi Assolutamente, assolutamente sì. Ti ringrazio per Perfetto. le domande e quindi chiaramente sì, ti chiedo Marco di farmele avere così tramite me e i miei collaboratori sicuramente avremo modo di ricontattare e rispondere alle domande che ci sono pervenute. Perfetto, ti ringrazio. Ecco, questi due sono i prossimi appuntamenti che avremo con Setef e Chromology, quindi facciamo, diciamo anche qua, un doppio salto di settimana, anzi qualcosa in più, e ci spostiamo a novembre per questi appuntamenti. Io però vi lancio un invito e vi sto mettendo adesso un link in chat perché è appena iniziato giusto da qualche minuto, ma per tutti gli aspetti, diciamo, un po' più normativi legati al tema Superbonus, quindi il tema, diciamo, della cessione del credito e capire un po' di più il tema dei CAM, oggi stiamo facendo un webinar con degli esperti, in particolare APE di Friuli Venezia Giulia e il chapter Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda Green Building Council Italia. Quindi lì ribaltiamo un po' la cosa, non presentiamo tecnologie ma ci concentriamo sugli aspetti normativi. Quindi per chi avesse curiosità vi ho messo il link in chat e potete andare a seguire anche questo appuntamento. Gabriele, io ti ringrazio per averci illustrato tutti questi aspetti. L'invito, come ti ho fatto prima, a dare risposta e seguito alle numerose domande che sono arrivate e ci vediamo con voi appunto il prossimo 20 novembre. Grazie a tutti. Assolutamente, grazie Marco e grazie a tutti per la partecipazione e per le domande. Ci rifaremo sentire Perfetto. presto. Ecco, e visto che ci avete chiesto in molti le slide, tra un paio d'ore, quindi al termine di questo webinar di solito passano un paio d'ore, vi arriva una mail dove poter scaricare e rivedere tutto. Ci sono anche ovviamente i contatti di Setef se avete particolarmente urgenza, magari perché chiaramente il tempo comanda in questo periodo qua, di poterli contattare. Grazie a tutti.